La prima parola che associo a questo territorio per descriverlo è glera, l'uva grazie alla quale si produce il Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. È una parola che non conoscevo, ma che in questi giorni mi ha ammaliato, affascinato, e quindi la riporto con me con i ricordi di questa fantastica esperienza. Se dovessi scegliere ora un titolo per un racconto ambientato in questi luoghi, mi rifarei a una delle frasi che ho sentito da una degli abitanti del posto che abbiamo incontrato in questi giorni, che faceva riferimento a questo albero degli aironi, un albero in cui appunto nidificavano questi aironi e poi a un certo punto hanno tolto tutti i nidi. E credo che sia una scena molto, molto poetica e molto indicativa dei luoghi bellissimi che abbiamo vissuto durante questa fantastica esperienza. Fra i luoghi che abbiamo visitato durante la nostra permanenza qui, quello che sicuramente mi ha colpito di più è stata l'abbazia di Follina, un luogo dove si respira la storia della comunità religiosa, ma anche del borgo che si sviluppa attorno alla chiesa. Mi aspettavo questo territorio a forte vocazione imprenditoriale, soprattutto a forte vocazione agricola, e in realtà ho visto un luogo fatto di padri che hanno conosciuto la guerra, la fatica, gli stenti, che hanno creduto in un sogno, hanno costruito un impero, di figli che ancora credono in quel sogno dei padri, ma di tanti altri figli che in realtà adesso non ci stanno, di quelle mani che vengono a mancare e di un luogo fatto di mani e sudore straniero. In questo ho riconosciuto una terra sorella della mia, della Sicilia. Poi non potevo aspettarmi la passione che in realtà ho ritrovato nei tanti accompagnatori, nei tanti incontri avvenuti in questi giorni, la passione di Mino, la passione di Nicola. Ecco, è stato bellissimo. Il punto che mi ha subito ispirato per iniziare a scrivere il racconto è stato appena arrivati qua, quando abbiamo iniziato una camminata nel vigneto da Follo fino alla sommità, e arrivati in cima si vedeva la vallata, si vedeva la frazione di Santo Stefano, e in quel punto c'era completamente una completa immersione nella natura, nei vigneti e proprio in quel momento, anche se era poi il sole, eravamo molto, molto illuminati, e in quel punto mi sentivo piuttosto stimolata nella scrittura, nella riflessione per il nuovo racconto, una nuova storia, e quindi l'ho praticamente subito scelto il momento in cui ho iniziato a pensare al racconto.